Sì, noi abbiamo fatto una richiesta di stato di calamità sull'emergenza peronospora che sta riducendo addirittura il raccolto di circa il 70% rispetto all'anno precedente per quanto riguarda il prodotto. Ho visto delle immagini davvero sconvolgenti riguardanti le viti che vengono proprio bruciate da questa peronospora, non dando la possibilità all'imprenditore agricolo di raccogliere i frutti del proprio lavoro portato avanti nel corso dell'anno. Tra l'altro lo stesso prodotto non è stato la produzione non è stata assolutamente agevolata dalle altissime temperature che sono state raggiunte nei mesi di luglio e agosto, che hanno aggravato ulteriormente una situazione già di per sé grave. Ed è proprio a proposito delle altissime temperature, le stesse che purtroppo hanno portato ad affrontare l'emergenza incendi di questi ultimi giorni, emergenza incendi che era già iniziata tra il 25 e il 26 luglio con appunto gli eventi che si erano verificati in contrada in zona Castello di Baida, zona Grotticelli, zona Visicaria. Allora erano stati circoscritti. Purtroppo questa volta, domenica scorsa, invece il fuoco ha preso il sopravvento, anche perché ho dovuto riscontrare una difficoltà tra il momento in cui l'incendio viene individuato e l'intervento effettivo dei mezzi di spegnimento. Infatti mi sono ritrovato con numerosissimi mezzi di spegnimento una volta che il fuoco era quasi circoscritto, ma nella prima ora e mezza, dal momento in cui abbiamo ricevuto l'allarme, alle 13:30 circa, purtroppo per la prima ora eravamo davvero in pochi, e per questo comunque devo ringraziare, non posso mai finire di ringraziare le squadre di antincendio boschivo della Forestale e l'associazione di protezione civile, che comunque hanno dato un primissimo supporto per evitare che i danni fossero ancora più gravi.